So back in the 1980s, Gabe Macaluso got together with Vince Agro and Mayor Bob Morrow, and they had this idea. And the idea was that because there was so many people from Racalmuto that had come to Hamilton, wouldn't it be a great idea if we twin the cities, if we created a gemellaggio? And so Gabe was instrumental in creating this gemellaggio back in the mid-1980s. Now that twinning of these two towns was very strong in the early days, and there was a period of time where it went kind of quiet. Right, Gabe? Went quiet. Okay. And then the same Gabe reinvigorated things about 7 years ago, and Mayor Emilio Messana came from Racalmuto and visited us in 2015. In 2016, Mayor Fred Eisenberger and a delegation from Hamilton, we went to visit Racalmuto. And it was in that year that was born the idea that we needed a permanent association to keep alive the strong ties between Racalmuto and Hamilton. And so we did a number of projects, and I'll just go to the end of the story and then go back a second. So a year ago, we incorporated a not-for-profit corporation called the Sicilian Cultural Society of Hamilton, Inc., of which I'm proud to be the first president. And our mission, our vision is to strengthen the ties with the place, Sicily, that many Hamiltonians came from. At last count, there's 31,000. Just from Racalmuto. There's probably 40,000 altogether from all over Sicily. That's pretty good considering the size of Hamilton. And so our mission was to strengthen the ties between Sicily and Canada, firstly, and secondly, to provide a platform and an opportunity for Canadians who are starting to lose their connection to where they came from originally, to provide them with an opportunity to explore their identity, to explore their heritage, and to create a series of touchstones so that they have something to remind them of where they came from. So over the years, since 2015, we have done a number of projects, including the Sciascia statue that's outside here. We've had a sports youth exchange between Racalmuto and Sicily. We have commissioned a Carretto Siciliano, which currently sits in the forecourt of the city of Hamilton, at City Hall, I should say. Last year, we restored Leonardo Sciascia's house and turned it into a museum that you can all can visit the next time you go. It's beautiful, and I highly recommend it. And most recently, my cousin Joe Grimaldi, with his own funds and his own resources, converted his ancestral home into a museum dedicated to his uncle, who was a very accomplished contemporary artist. So thank you, Joe, for that. So the Sicilian Society of Cultural Society of Hamilton is very new. It's an infant organization, but we hope that 50 years from now, someone will stand at a microphone like this and be able to tell you about a lot of the other great things that we have been able to accomplish. And a number of our directors are here tonight. I am a very absent-minded person, so I'm not going to even try to list them all. They are here, they know who they are, and I'm very grateful to all of them for all the passion that they bring to the work that they do. Now, the real reason why I'm up here is, that was just a little plug for the Sicilian Cultural Society. The real reason I'm up here is to introduce you, and if I could just have your attention, please, this is very important. The real reason why I'm up here is to introduce you to our friends from Racalmuto. And
They are going to introduce themselves in order. I'm introducing the very first person. And the person I'm going to introduce is the most passionate of all of the people you're going to meet tonight from Racalmuto. His name is Giancarlo Mateliano. Giancarlo, vieni avanti per favore, grazie. So, Giancarlo qui. So Giancarlo Mateliano is the reason, he is the reason why these people came all the way from Sicily. It's through his sheer passion and drive that he was able to persuade the city of Racalmuto to come and visit with us. The mayor is here because of him. The Archbishop of Racalmuto is here because of him. All these other people are here because of him. So please give him your attention. He's a very passionate man, and I give you Giancarlo Mateliano. Buonasera a tutti, mi farò accompagnare per l'inglese da Domenico Romano. E allora, buonasera a tutti, fratelli di origine racalmutese, siciliani e italiani. I think you all get that. It's a good evening to everyone. It doesn't matter where you're from, Sicily, Italy or Racalmuto. È con viva emozione e il cuore che mi batte indirizzo a voi questo mio breve saluto per i soci di Vivi Racalmuto che ho l'onore di rappresentare come presidente. The emotion is very high. The heart is beating fast and it's been very emotional to be here. But he wants to thank everyone who's been part of Vivi Racalmuto, the association, and everyone from Racalmuto who's worked with him. And he represents the association as a president. Oggi si realizza un sogno pensato, programmato e inseguito da qualche anno. Giancarlo is saying that today is like realizing a dream because he's been working hard in the last couple of years, especially in the COVID era that we just passed, for this work, and it's like a dream coming true to be here with all of you. Finalmente oggi vogliamo presentarvi il nostro progetto Terra Madre, teso a rafforzare i rapporti da entrambe le comunità. We would like to present to you our project, which is called Terra Madre, Motherland, which for us represents a link, a bridge to strengthen the relationship between Racalmuto, or Sicily in general, to the community in Hamilton. Ringrazio a tutti voi, ma soprattutto al sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia, all'amministrazione comunale, che hanno sostenuto il nostro progetto. So thanks to the municipality and Mayor Sindaco Maniglia, they really sustained and supported us in this project. Voglio ringraziare anche l'arciprete di Racalmuto, Don Carmelo Lamagra, che ha condiviso tutte le nostre iniziative. And the passionate Father Don Carmelo, grazie. Il progetto penso che si concluderà l'anno prossimo a Racalmuto con l'incontro formale di una delegazione di Hamilton. So the project will reach the top when next year we will have a delegation of Hamilton officially coming to Racalmuto so we can unveil our project. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione delle nostre iniziative e a tutti voi per la straordinaria accoglienza che abbiamo vissuto in questi giorni. We'll say thanks to all of the people that work with us in Racalmuto, but we've really been overwhelmed by the welcoming, by the love that we had coming here in Hamilton. So thank you to all. Mi permetto di chiamarvi fratelli e vi porto veramente nel cuore e dopo l'emozione che ho vissuto. Ho il piacere di vedervi tutti a Racalmuto per 2 iniziative l'anno prossimo, il primo raduno internazionale dei racalmutesi nel mondo e l'inaugurazione del nuovo cilio degli emigrati racalmutesi. So we have 2 main projects that are coming next year that for us are very important, and we would love to see as many of you in Racalmuto because we will be presenting the new cilio of the emigrants dedicated to all the racalmutesi that are around the world, and also the first international gathering of Racalmutesi, which will be held in 2023 in our hometown, Racalmuto. Grazie di cuore.
voglio invitare il sindaco di Racalmuto Maniglia a darvi un saluto. No, vai tu in inglese. Buona serata a tutti quanti. È con grande piacere che oggi sono qui con voi per condividere un progetto che abbiamo condiviso e fatto nostro come amministrazione comunale sin dal primo momento in cui Giancarlo Matteliano ce l'ha proposto. First of all, good evening everyone, and thanks for everything you've done and how you welcomed us. And the mayor is saying basically he supported the project since the first moment because he shared the values and what we believe in, so it's been fun support from him. Il progetto ha questa grande forza, quella di costruire un cielo che rimembra e che ricorda le radici che hanno portato i racalmutesi che sono dovuti andare via dal nostro paese a essere richiamati come le radici in un albero che sprofondano nel terreno per avere la forza, la linfa per poter costruire. So saying that the project, the strength of the project is what it represents. It's like representing the past, the tradition, the roots, that even when we go far away, we keep our roots to our land, linked inside, and we get the power, the love, the passion from the roots that linked us to our homelands. La stessa passione che io ho potuto constatare, sono da pochi giorni qui ad Hamilton e ho potuto vedere il calore col quale voi racalmutesi, voi siciliani che vivete in questa bellissima terra avete trasmesso a noi. Noi non ci sentiamo come turisti, ma ci sentiamo ospiti, ci sentiamo come dei familiari che ricevono affetto da tutti quelli che hanno ancora un legame forte con la nostra Racalmuto. Yeah. He was overwhelmed and not surprised, but it's amazing to see the way people, even that been far away from their homeland for a long time, how they keep the roots, how they keep the tradition or the love to their homeland. So it's really amazing, the love that you have towards your motherland, towards Sicily and all the cities we come from, and Racalmuto. Ed è per questo che l'anno prossimo noi vogliamo che voi veniate a Racalmuto per inaugurare assieme a noi questo bellissimo cielo simbolico dei racalmutesi sparsi nel mondo, per inaugurare il Festival internazionale dei racalmutesi sparsi nel mondo e per rinsaldare questo nostro legame che già dal 1987 portiamo avanti e che ancora oggi con tanta passione e con tanta forza c'è la volontà da parte di questi nostri concittadini emigrati di avere con i nostri concittadini che vivono a Racalmuto. Quindi il 2023 sarà un anno bellissimo per Racalmuto, per i racalmutesi nel mondo, per voi che vivete in questa bellissima terra ma che avete ancora l'orgoglio di manifestare la vostra sicilianità, la vostra italianità e il vostro essere racalmutesi nel mondo. Grazie a tutti quanti voi. Thank you. Avremo il piacere di presentarvi il nostro progetto in video. Terra Madre è un ambizioso progetto di recupero della nostra identità, dell'identità dei tanti racalmutesi sparsi per il mondo, di recupero del nostro passato, delle nostre tradizioni. Un progetto che mira ad accogliere a Racalmuto a braccia aperte nel 2023 i tanti concittadini che vivono in Canada, Belgio, Stati Uniti, Inghilterra, e mira anche a trasmettere alle nuove generazioni i valori della nostra terra. Back to the Roots, torna alle tue radici. Un progetto ideato dall'associazione Vivi Racalmuto e sostenuto dall'amministrazione comunale, che vede nella realizzazione di un nuovo ciglio per la Festa del Monte 2023 il momento più alto. Un ciglio dedicato ai tanti racalmutesi sparsi per il mondo, progetto presentato a Racalmuto lo scorso 13 luglio. Un'opera d'arte realizzata da uno straordinario artista, lo scultore Giuseppe Agnello.
Quando mi è stato proposto questo progetto, diciamo che l'ho subito sposato perché ho ritenuto interessantissimo la realizzazione di questo ciglio degli emigranti, perché era un progetto ed è un elemento che un po' come dire, avvicina tutti gli emigranti di questa terra di Racalmuto. E quindi quando mi venne a parlare Giancarlo Matteliano, che è il presidente dell'associazione Vivi Racalmuto, diciamo che mi ha fatto molto piacere e quindi abbiamo lavorato attorno a questo progetto anche con grande passione. Il Cero, ho pensato, essendo un cero votivo e non un monumento agli emigranti, abbiamo pensato di realizzare un cero che, come dire, che come elementi decorativi plastici porta con sé una serie di elementi simbolici che rievocano un po' la terra di origine degli emigranti, quindi piante, radici. I radici, appunto, nella nostra memoria, quando parliamo di radici, si pensano sempre un po' all'attaccamento della nostra terra, quindi della nostra cultura e quant'altro. Quindi questo cero, secondo me, riavvicina il popolo racalmutese, emigrante e no, devoto alla Madonna del Monte. Quando un popolo, un paese, una collettività, grande o piccola che sia, non perde la memoria, vuol dire che non è disposta nemmeno a perdere la libertà. Questa fase del grande scrittore Leonardo Sciascia, scolpita nell'atrio del palazzo di Città di Racalmuto, ci ricorda quanto siano importanti i nostri ricordi e soprattutto quelli di chi, per ragioni di lavoro, ha lasciato la propria terra ed ha attraversato addirittura gli oceani, restando però legato alle proprie radici e ad un culto che a Racalmuto ha tradizione antichissima, dal 1503. La devozione a Maria Santissima del Monte, il cui arrivo a Racalmuto si celebra ogni anno nella seconda domenica di luglio. Ed il prossimo anno, nel luglio 2023, il nuovo ciglio degli emigrati sfilerà per le strade del paese, accanto a quello dei Borgesi, a quello dei Cicirara, degli Ugliurara, e in quell'occasione si celebrerà anche il primo raduno internazionale degli emigrati racalmutesi nel mondo. Dobbiamo riannodare le fila della nostra storia, delle nostre tradizioni ed origini, per rinsaldare i legami tra i racalmutesi nel mondo e la loro terra madre. I racalmutesi del mondo di seconda, terza generazione hanno una ragione in più per tornare in paese. Lucilio degli emigrati è il primo raduno internazionale dei racalmutesi nel mondo. L'associazione Vivi Racalmuto, gli operatori turistici, gli operatori culturali e le istituzioni e tutto il paese saranno pronti ad accogliervi per omaggiare tutti insieme la bella madre dell'Omonte. Ci vediamo a Racalmuto. The Sicilian Cultural Society of Hamilton would like to recognize, for this project in particular, Joe Curto. So Joe, where's Joe? Let's give him a hand. Joe is our representative for this project in Canada. Grazie ancora a tutti voi, ma dobbiamo riconoscere questa magnifica manifestazione, questa magnifica serata a due grandi, Sam Cino e Joe Baiardo.